Questo progetto è stato ovviamente voluto dalla Presidenza del Consiglio dopo il viaggio di cui tutti sappiamo, ma è stato anche fortemente voluto da me proprio anche come trevigiano, perché noi assistiamo purtroppo da mesi a questa invasione di baby gang che agli inizi si limitavano a liti tra di loro e già era una brutta cosa. Poi hanno aggredito i passanti, adesso hanno aggredito anche le forze dell'ordine. Un'escalation che va fermata senza se e senza ma per il guardasigilli Carlo Nordio, che nella sua Treviso per la ricorrenza dell'armistizio alla caserma Cadorin torna sul decreto approvato poche ore prima a Palazzo Chigi, decreto Caivano Baby Gang, così è stato ribattezzato, un provvedimento che il ministro alla giustizia rivendica nella forma e nella sostanza. Era assolutamente necessario intervenire con misure preventive, ma anche con misure repressive. Un altro elemento caratterizzante è la responsabilizzazione dei genitori, fatto in vari modi, che adesso, compresa la possibilità di togliere la potestà genitoriale. Poco distante il sindaco Mario Conte ringrazia, ma tende a circoscrivere il fenomeno. È evidente però che ci sono delle situazioni critiche, che talvolta al sabato pomeriggio, qualche pomeriggio, succedono delle situazioni certamente spiacevoli e quindi è importante avere degli strumenti in più. Però io sono sempre per la prevenzione, per l'educazione e per un nuovo modello sociale. Certo ringrazio il governo perché ha accolto il grido d'allarme che arriva dai territori, però io credo che sia il momento oggi di costruire un nuovo modello sociale. Repressione o prevenzione resta il dilemma, soprattutto se si parla di giovanissimi, con il cappellano del carcere minorile di Treviso che opta per una grande operazione culturale. A lui risponde lo stesso Nordio. È vero che serve molto la prevenzione, però è anche vero che il sacerdote dei luoghi sui quali si è recata la nostra ministra aveva suggerito lui, assieme ai magistrati del luogo, questo tipo di misure. Si tratta di prospettive diverse che sono complementari. Serve l'educazione prima di tutto, serve la prevenzione, ma serve anche la repressione, perché lo Stato deve dimostrare di esistere e di assistere anche le vittime.